testo che abbiamo voluto dedicare alle donne raccoglie una ricerca condotta da nostre studiose e ricercatrici in occasione dell'80° della Repubblica. Con questo vogliamo sottolineare che tra tutta questa resistenza spicca la resistenza delle donne. E questa ricerca mette in evidenza quanto, in modo particolare nella nostra regione e nelle 4 zone operative della Liguria, questa presenza sia stata significativa. È un modo questo per restituire ad esse il giusto merito, il giusto ruolo e soprattutto per sottolineare che la resistenza è stata anche lotta per l'emancipazione, che con il 2 giugno del 1946 affermò il diritto di voto delle donne e aprì una nuova pagina della democrazia italiana. Il testo è stato a più mani perché l'ambito tematico è molto vasto, è molto sfaccettato e quindi, insomma, dico la verità, uno da solo avrebbe veramente fatto molta fatica e dovuto lasciare fuori dei temi. Quindi l'abbiamo scritto in 3 ed è stato, devo dire, per il meglio, perché siamo riusciti a coprire un ventaglio molto ampio di temi. Abbiamo voluto fare un discorso non solo di tipo qualitativo, cioè esaminando l'esperienza concreta di queste donne, ma anche un'analisi di tipo quantitativo, quindi presentiamo tabelle sull'età, sui luoghi di provenienza, sulle date di nascita, sulle professioni, per arrivare a identificare con un po' più di precisione la composizione sociale, economica e culturale di queste donne che, senza averne nessun bisogno perché non erano soggette a obblighi di leva o cose del genere, hanno scelto di impegnarsi concretamente in quegli mesi estremamente difficili, correndo enormi rischi, nella resistenza sotto diversi tipi di profilo, con diverse mansioni, coprendo praticamente un ventaglio amplissimo di contributi. Tanta strada è stata fatta e spesso si pensa che il ricordo sia ormai un'azione stanca del passato, invece non lo deve essere, perché ci deve dare la forza ogni giorno di fare quel passo in più che tanti anni fa altre donne hanno fatto con coraggio, rischiando molto di più di quello che rischiamo noi oggi, con molto più coraggio di quello che serve oggi e con molta più determinazione, ma il fatto di pensare di aver raggiunto degli obiettivi e di aver fatto degli scatti in avanti, cosa che naturalmente succede nella storia, non ci deve far perdere però quello spunto e quello slancio che bisogna avere in tutte le epoche storiche per puntare ad avere il giusto riconoscimento e il giusto ruolo nella società e nella storia.